Quello che ha fatto riacquisto è così. Negli anni 70 ha visto il suo paese morire, la sua lingua e la sua cultura di più minacciate. I giovani corsi condannati all'esilio e tanto le letti corsi l'hanno letto che l'Università di Corsica non ce ne sarà mai. Allora ha deciso di reagire. Tanto che basta. E lui ha fatto parte di una generazione che ci ha creduto e che si è mossa. E lui ha fatto decine e decine di fiere, di meeting in dove si cantava a Colombo, di manifestazioni, di riunioni politiche, di vedie e di concerti di canto popolo corso. È andata a registrare i sovetti. Che oggi pagliella di devo in un pagliello. E ha anche fatto un gruppo. Ha firmato centinaia di petizioni. Si è annoiato più di una volta in Ponte Nuovo, è stato fisciato dalla polizia e se ne ricorda di Liberbo. Quello che ha fatto riacquisto, in Elu, a un quadro di Doni Casalonga, ha fatto la peridio con i Diamadialesi, ha visto pezzi di teatro di Dognotti e di Valentini e è curato in paese per bere film di Juan Giacomo Albertini. Elu ha fatto parte di una generazione che ha avuto un sogno. 40 anni fa ci ha creduto e ha portato a sua bedra. E ora, chi ferma questo movimento?